exhausted. Mama, life had just begun, but I'm gonna prove it all the way. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Buonasera, buonasera, un bellissimo applauso a Claudia, Alessandra Giacomì e Matteo Sforzì. Li abbiamo messi assieme adesso, questa sera, un inedito assoluto, e guardate che bene hanno cantato e suonato. Grazie ragazzi, grazie di essere qui. Alessandra, se vuoi accomodarti, perché Alessandra Giacomì è ospite, oltre a cantare questa sera, perché con Matteo non si poteva rinunciare a questo duetto, mentre Matteo Sforzì ringraziamo veramente, perché sei stato veramente bravo, ma soprattutto hai capito l'importanza di trasmettere questa passione, speriamo, ad altri giovani. Perché hai scelto con Alessandra questa canzone, Matteo? Tanto perché è una delle mie preferite delle canzoni di Queen. Poi è una canzone che conoscono tutti, quindi volevo suonare una canzone che almeno conoscono tutti, e anche molto bella, molto molto bella. Molto anche orecchiabile, ma Esatto. soprattutto con un significato molto importante, Esatto. perché questa sera, cari amici, parleremo di disagio giovanile soprattutto. E con chi ne parleremo? Con degli illustri ospiti. Allora, vicino a me, alla mia destra, abbiamo il dottor Pasquale Borsellino, psicologo nel distretto di Montebelluna e Castelfranco Veneto. Grazie dottore, grazie di essere qui. Vicino a lui c'è Claudia Tronchi, che è consigliera comunale della Lega a Treviso, ma qui oggi, questa sera, è qui come mamma. Perché lei vuole portare avanti un progetto per aiutare questi ragazzi forse a usare meno il cellulare. Vicino a me, guardate, chi è che non lo conosce? Don David Berton. Grazie Don David, anche lei di essere qui, parroco di San Biagio di Callalta. Poi parleremo anche di questa bellissima festa che si farà domenica, la festa di San Biagio. E vicino a Don David appunto c'è Alessandra Giacomì. Oggi parlerà come ragazza, come studente, come studentessa, perché di cose a parlare ce ne sono tantissime. Allora, io direi, prima di parlare, cari signori, di partire subito col primo filmato, per capire dove arriveremo e dove andremo questa sera e con chi ci confronteremo. Partiamo. Ciao grande famiglia, indovinate dove siamo questa mattina? Siamo all'interno dell'istituto comprensivo numero 1 Martini, a Treviso naturalmente, zona Santa Maria del Rovere. Bussiamo a chi? Alla porta del preside. Buongiorno, buongiorno preside, buongiorno direttore scolastico, preside, dirigente. Sembra tornare indietro nel tempo entrando in queste scuole. Preside. Allora, siamo con il preside. Chi è che non conosce questo preside, questo direttore scolastico? Antonio Chiarparin. Uno, secondo me, dei professori più rock che si possono avere. Allora, proprio lei, mi scusi preside, è un preside rock, non è un preside lento. Allora, perché qui stamattina? Perché con lei vogliamo parlare di disagio giovanile, che non riusciamo più a capire cosa sta succedendo ai nostri ragazzi. Tanti incolpano la scuola dice dovrebbe essere la famiglia. Anche ieri abbiamo visto un genitore che ha sferato un pugno atroce a un insegnante. Cosa ci può dire? Perché con lei noi faremo un percorso all'interno di questi istituti scolastici. Solo dirigente scolastico, direttore non esiste più.
Reggente perché abbiamo, oltre alla nostra scuola di titolarità, un'altra scuola, un altro comprensivo aggregato. Io sono titolare al quarto Stefanini e in più ho la reggenza del primo Martini. Però lei era anche preside del liceo artistico. Beh, ne ho fatti tanti in questi 15 anni, ho fatto il preside, dirigente scolastico del liceo artistico, della scuola comprensivo di Salgareda, della scuola media di Roncade, ne ho girati tanti. Perciò di giovani e di insegnanti e di genitori ne ha visto veramente parecchi. Da dove iniziamo? Dunque, iniziamo da alcuni numeri. Adesso come adesso tra le due comprensivi ho circa 2700 studenti, quindi circa 5400 genitori, quindi un piccolo comune. Poi nell'arco di questi 15 anni ho migliaia e migliaia di genitori e ho visto che tutte le scuole, qualunque sia la posizione geografica, hanno gli stessi identici problemi che adesso si stanno acutizzando, questo sì, specialmente nel disagio di questi ragazzi che sembrano sempre senza ossigeno dentro una bolla che non riescono a respirare. Allora, però questa bolla è stata fatta dai genitori, non dalla scuola, dalla famiglia in generale. Beh, io girerei il problema non dei genitori, del mondo degli adulti. Il disagio è del mondo degli adulti, non tanto dei genitori soli o dei ragazzi. I ragazzi sono il prodotto di quello che noi stiamo e abbiamo seminato. Ma come mai questa aggressività sempre più becera da parte di questi genitori che non tollerano un voto brutto, un tema andato a male, la mensa? Cosa sta succedendo? Beh, se lei guarda una qualsiasi trasmissione televisiva vede che se lei ha un ospite aggressivo aumenta l'audience, se ha tutta gente tranquilla non aumenta l'audience. E là cercano sempre di creare degli staff di persone in modo tale che ci sia da qualche parte l'aggressività contro qualche altro. Ed è purtroppo uno standard che si sta diffondendo e che i ragazzi stanno bevendo con molta sete. I ragazzi hanno sete. Dottor Borsellino, dopo aver sentito questo preside che veramente ce la sta mettendo tutta e da un rapporto, come dico io, molto rock con i ragazzi sono svegli, c'è niente da dire, i ragazzi capiscono benissimo il bene, il male, il buono e il cattivo. Cosa vuole aggiungere a queste parole che ha detto il professor Antonio Chiarparin? Beh, innanzitutto condivido gran parte delle cose che ha detto il dirigente, cioè nel senso che le famiglie sono cambiate, è cambiato il contesto sociale. Ecco, forse la premessa che dovremmo fare a tutto questo è che quando parliamo di giovani dovremmo utilizzare un altro concetto, che è il concetto della complessità. Non c'è una spiegazione semplice a quello che sta succedendo ai nostri ragazzi. E allora dovremmo prendere più cose e metterle insieme. La famiglia che è cambiata, la scuola stessa che è cambiata, la società che è cambiata. E soprattutto, però, una cosa che aggiungerei, per cui ci tengo, è che il disagio giovanile, inteso come disagio esistenziale, è sempre esistito. Abbiamo una letteratura importante che ci sostiene, da il giovane Holden, le ultime lettere di Jacob Ortis, voglio dire che c'è una fase della vita in cui tutti noi non avevamo chiaro quale fosse il senso dell'esistenza e fisiologico. A questo aggiungerei un elemento neurobiologico, cioè nel senso che i nostri ragazzi, quando sono in adolescenza, sono ancora in attesa della maturazione dei lobi frontali. I lobi frontali nel nostro cervello sono quella parte del cervello che ci fa pianificare, che ci fa razionalizzare e fare ipotesi sulla realtà. Quindi un adolescente oggi in qualche modo è investito da un mix di problemi e di cambiamenti che a volte fa fatica a gestire. Ma ad esempio l'educazione civica che adesso stanno reinserendo nelle scuole è importante. Tutti quanti, chi non è stato giovane, chi non ha fatto qualcosa, diciamo così tra virgolette, che poteva far pensare, però avevamo più regole ed eravamo un po' più col senso civico. Lei spero che lei intenda l'educazione civica per gli adulti, perché allora che sia ben chiaro,
I nostri figli, anche se a volte non lo riconosciamo, anch'io ho figli adolescenti, sono la rappresentazione, lo specchio deformato di quello che siamo noi. E degli esempi che diamo? Perfetto. Si educa con l'esempio, si educa, come dire, essendo noi prima ben educati e essendo noi quelli che ci comportiamo in maniera, come dire, corretta sul piano civico. Diciamo che il vero problema è che a volte gli adulti, lo diceva anche il dirigente scolastico, sono un po' frastornati. Viviamo tempi un po' di confusione, anche come modelli di relazione, come modelli di rapporti, come gestiamo l'affettività, come gestiamo i legami. Loro, diciamo, che ricevono i nostri stimoli, li deformano col loro caleidoscopio, che poi, come dire, il loro sviluppo di crescita, e fanno quello che fanno. Quindi io farei un grande lavoro per dare una risposta più adeguata ai giovani, ma fare un grandissimo lavoro sugli adulti. Don David Berton, rapporto valori, giovani, genitori. Come si rapportano con lei, con questi valori che voi cercate di trasmettere in maniera anche forte, ma anche giovane, tra virgolette? La Chiesa non è più la Chiesa di una volta, le messe non sono più le messe di una volta, e soprattutto il rapporto che avete voi con questi ragazzi, ma coi genitori, perché come dice giustamente il dottor Borsellino, bisogna lavorare sui genitori più che sui ragazzi. Sì, ma io sento di collegarmi forse a quello che il dottor Borsellino chiamava prima lo stordimento e anche il dirigente scolastico, perché è importante far riscoprire, e penso che la nostra azione, almeno su questo settore dei giovani e degli adulti genitori in rapporto ai giovani, far ritrovare, riscoprire alcuni valori che non è vero, secondo me, che la gente non ha, che i nostri adulti non hanno, sono storditi, sono assopiti, addormentati dentro le persone, per cui creare le condizioni attraverso il dialogo, un'esperienza, alle volte anche una predica, cioè non è mica, ognuno usa i propri mezzi, e riportarli, fermarli e dire: ma che cosa conta davvero nella mia vita, che cosa mi tiene vivo, che cosa... È importante, e quando tu riesci a trovare, e non sempre ci riesco, perché non sono qui come un esperto. Non ha la bacchetta magica. No, sono un semplice testimone con tanti errori anch'io, però quando si arriva a far riscoprire, a far pensare ai nostri genitori, allora si dicono: sì, è vero, ci preoccupiamo. Quando una persona adulta comincia a dire questo, ci preoccupiamo per tante cose che non sono, che non valgono, eccetera, vuol dire che stai cercando, comincia a invertire dentro la sua testa la marcia. Però è anche vero che se tu non fai mai questo, più prosegui per le cose che poco contano, sono banalità o stordiscono, e più tu segui questa via. A me veniva in mente, mentre parlava il dottor Borsellino, quella canzone molto, la conosciamo tutti, no? Mi pare che se non mi sbaglio l'autore è Fedez insieme al suo compagno, sì. Come si chiama, J-Ax, e che cantava: che cosa potranno dire i nostri ragazzi se lasciamo sulle tracce di internet, di Facebook, allora mio padre ubriaco tutti i sabati sera, mia madre che ogni festa tirava via il reggiseno in discoteca, che cosa lasceremo? La storpiatura che diceva... Che ha detto il dottor Borsellino. Guardiamo allora il prossimo servizio e poi commentiamo. I genitori del 68 e i genitori odierni hanno qualcosa in comune o sono completamente diversi? Beh, io essendo figlio del 68 penso che la diversità sia essenzialmente negli ideali, che forse erano più profondi, e adesso ci sono degli ideali più anacquati. Cioè non hanno valori questi genitori? Ma valori non mi permetto di dirlo, ma un po' anacquati, cioè senza profondità, ma solo basati su cose più effimere, più denaro, prestigio, notorietà, invece di vedere la vera nostra immortalità, perché i figli sono l'immortalità dei genitori. Li vediamo come il nostro biglietto da visita, invece che vederlo come il nostro proseguo per il futuro. Quanto importante è, professor Carperin, l'ascolto, il dialogo con il proprio figlio per farlo crescere con dei valori, con le tradizioni, con dei principi sani? Beh, più che il dialogo penso sia importante anche il silenzio,
cioè il silenzio che permette agli occhi di guardare e alle emozioni di percepire. Se parliamo sempre, trasformiamo il silenzio e le emozioni in traduzione linguistica per dire quello che sia dentro. A volte io vedo la gente dagli occhi, non occorre parlare, stiamo già comunicando, quindi questa è la comunicazione che servirebbe di più. I genitori, secondo lei, guardano i figli nei loro occhi, li controllano, cioè guardano questo ragazzo che cresce, che ha dei problemi enormi, ma loro non ci sono mai per problemi di lavoro, come dice lei, per vari problemi, il pranzo non c'è più, fra poco non c'è più neanche la cena, ma cosa rimane a questo giovane che secondo me sta cercando di gridare per trovare aiuto, loro grido di aiuto? Questo è realmente un grido di aiuto, ci siamo anche noi e vorremmo, non dico contare, ma vorremmo essere considerati. Allora la frase tipica di un genitore è: a mio figlio dico che intanto studi, dopo capirà com'è la vita, perché adesso cosa sta facendo? Non sta vivendo. Deve capirla nel momento in cui la sta facendo, la vita della sua età. Dopo gli affetti, io capisco che i genitori lavorino, ma non possono sentirsi in colpa perché non sono presenti, perché devono mettere in atto tutte situazioni, non solo i genitori, tutti gli adulti, perché questi siano il più sereni possibile. E d'altronde il genitore si sente colpevole di non essere presente, quindi paga l'affetto, e quando si arriva a pagare vuol dire che si arriva a un contratto, si arriva a uno scambio, e il che non si può fare lo scambio con gli affetti, ma si deve solo interagire. Alessandra, parole forti, quelle che ha detto il preside, parole però profonde. Cosa ti senti di dire? Condividi quello che ha detto questo insegnante, proprio che ce la sta mettendo tutta per cercare di migliorare la qualità di questi ragazzi, la voglia di vivere, soprattutto di dar loro la voglia di vivere e la speranza. Beh, allora io ho condiviso con il preside il fatto della questione degli affetti, che quando si arriva a un certo punto che il genitore regala cose materiali e non è più presente, non ci siamo. Non ci siamo. Per il giovane comunque, allora l'adolescenza è un periodo confusionario, perché il ragazzo è in una via di mezzo tra infanzia, bambino ancora, e maturità. Quindi non sa neanche lui bene che cosa vuole, in uno stato confusionario, ma solo il fatto di essere lì presente accanto al ragazzo, a questa persona, cioè è tanto. È più di cose materiali. Il preside parlava anche di ideali. Secondo te quali sono i vostri ideali? Cosa vedete come ideale primario? Come ideali primari? Ovviamente dipende sempre da personalità, dalla famiglia. E ritorniamo sulla famiglia. Ma secondo te cosa vi sentite di dire? Cos'è che volete? Cioè, qual è il vostro ideale? Cioè l'ideale è la famiglia, crearsi una famiglia, avere un titolo di studio importante che darà l'opportunità proprio di spaziare, di aprire la mente? Avere una carriera, intanto, rendere orgogliosi i genitori, perché è per quello che anche con il discorso della scuola, riprendendo il discorso che diceva il preside, che alcuni allievi diciamo si vergognano, i genitori che gli sgridano hanno paura di deludere la famiglia, quindi il primo ideale è raggiungere gli obiettivi, come appunto, non so, per chi va all'università laurearsi, per chi fa le scuole le superiori arrivare alla maturità, cioè dimostrare alla famiglia che ha raggiunto l'obiettivo e renderli orgogliosi di loro. Mamma Claudia, oltre che una bravissima donna che si sta battendo anche per i propri ragazzi perché qualcosa non tornano più i conti, tu ti stai dando da fare per portare avanti un progetto. Quale, Claudia? Progetto. Io come mamma mi sento dire che questi ragazzi stanno usando troppo spesso il cellulare, lo smartphone. Purtroppo lo usiamo anche noi troppe volte. Si chiama digital detox, sarebbe la disintossicazione dell'uso spasmodico del cellulare.
Purtroppo tante volte noi ci alziamo la mattina, la prima cosa che facciamo, prendiamo il cellulare dal comodino, lo usiamo e non ci rendiamo conto che usarlo talmente tanto arriviamo a uno stadio di always on, cioè ci disconnettiamo dalla realtà. Questo succede soprattutto per i ragazzi che non vedono il momento in cui lo devono staccare. Noi forse adulti siamo più consapevoli di questo, invece i ragazzi è una droga per loro, sta diventando una vera e propria dipendenza, Mirella. Dottor Borsellino, condivide quello che dice Claudia Tronchin, mamma? Se devo essere proprio sincero, Mirella, non ho ancora un pensiero chiaro su questa cosa, perché da un lato penso che nel corso della storia dell'umanità le dipendenze cambiano. Noi veniamo dagli anni '80 che sono state la dipendenza da eroina, poi abbiamo avuto la dipendenza da droghe sintetiche. Oggi ci sono tanti teorici che pensano che anche l'uso delle nuove tecnologie possa per i ragazzi essere una nuova dipendenza. Io sto studiando molto questo fenomeno perché mi interessa molto, mi interessa prima di cosa capire, perché entrare oggi nel mondo dei giovani significa abbandonare le coordinate, i punti cardinali che utilizziamo spesso nella nostra vita. Cioè tu quando hai a che fare con i giovani, alto, basso, destra e sinistra, lo devi dimenticare, devi entrare nel loro mondo senza pregiudizi e devi cercare di capire perché, per esempio, loro seguono i YouTuber e perché seguono un certo PewDiePie fino ad arrivare a 80 milioni di visualizzazioni, no? Allora noi possiamo fare quelli che esprimono giudizi e dicono questo è sbagliato, questo non è giusto, ma non serve assolutamente a niente. Ma bisogna entrare nel loro mondo, coi paletti o lasciare fuori i paletti? Allora, i momenti sono due. Se vogliamo comprendere un fenomeno, lo scienziato, lo studioso entra senza nessun pregiudizio se non la sua formazione e la sua capacità di conoscere. Altra cosa è cosa pensiamo della vita e quali sono appunto i nostri valori e quali sono i nostri punti di riferimento. Io dico che oggi i ragazzi utilizzano sì tanto le nuove tecnologie, però per esempio anche su questo sono molto preoccupato per gli adulti come utilizzano nuove tecnologie. Cioè, mi capita di vedere dei miei coetanei o delle persone della mia generazione, come dire, che hanno vite rovinate per esempio dai cellulari, per esempio, dico una cosa anche per alleggerire un po', per divertire un po', l'80% delle relazioni extraconiugali viene scoperto perché qualcuno si dimentica il messaggio sul cellulare. Non lo cancella, e poi noi andiamo a controllare e salta fuori. Eccetera, eccetera. Voglio dire, io quando parlo con i ragazzi, loro mi dicono: voi adulti non dovete mai parlare delle nuove tecnologie perché non le conoscete. Noi siamo nati, appunto, i nativi digitali e già esistevano. Allora, è per la prima volta nella storia dell'umanità che loro sono molto più competenti nell'uso di qualcosa di noi adulti. Allora dico, io voglio capire, e voglio capire perché per esempio può diventare una dipendenza l'uso del cellulare. Allora mi viene da dire che diventa una dipendenza sugli adolescenti più fragili. Ma se diventa una dipendenza sugli adolescenti più fragili, mi interessa capire perché alcuni adolescenti sono più fragili di altri. E per capire questo, perché sono più fragili degli altri, torniamo alle antiche spiegazioni. Perché hanno una povertà di legami, hanno modelli a volte familiari e genitoriali inadeguati, quindi a parità di adolescente, l'adolescente che tende a dipendere dalle nuove tecnologie è l'adolescente che un tempo magari iniziava l'uso e l'abuso di sostanze. Don David, condivide? Sì, condivido e userei anche il termine dipendenza e libertà. Porto un esempio molto semplice. Nella mia missione, così, ecco, nel mio servizio pastorale, c'è un giorno alla settimana che io il cellulare non ce l'ho, ed è la domenica mattina, per scelta.
Domenica mattina mi alzo e il cellulare rimane lì in carica fino a circa l'1 del pomeriggio, quando rientro, avendo vari servizi anche in parrocchie diverse, per cui probabilmente non ho tempo. Allora, faccio l'esperienza su me stesso di domandarmi e di chiedermi, non sempre, non tutte le domeniche, ma spesso lo faccio e dire: sono riuscito, mi è mancato, sono riuscito a stare una mezza giornata senza guardare il cellulare? Sì, no? Ecco, credo che anche questo sia una discriminante non da poco, cioè riusciamo a un adolescente, ma come diceva il dottor Borsellino, sono d'accordo, anche a un adulto, a chiedere: tu riesci a spegnerlo? E stare 5 ore senza, ammesso che per il lavoro tu possa usufruire anche di qualche altro strumento, che può essere il PC o può essere anche la telefonia fissa, riesci a rimanere senza? Riesci a rimanere senza? Bella domanda. Lasciamo stare lo scopo immediatamente lavorativo, proprio quello di non avere, perché indagini, l'ho letto, che disturbi del sonno dei nostri adolescenti, perché hanno la preoccupazione di avere il cellulare sul comodino e di non sentire, non cogliere un messaggio che arriva magari quando si sono addormentati o al mattino. La preoccupazione di essere immediatamente lì a vedere chi arriva, chi non arriva, eccetera. Oppure, ecco, un altro fenomeno secondo me che è tutto da studiare sull'uso del cellulare, queste relazioni virtuali, no, li chiamiamo anche amici, no? O contatti amici, insomma, questi sono i termini, no, più o follower che si voglia dire. Eppure chi sono queste persone? Virtuali. Chi sono, Alessandra, queste persone che sta raccontando Don David, di queste esperienze che sta facendo anche lui per capire? Beh, allora, i social che vengono utilizzati di più tra i giovani, anche a mia esperienza, sono Facebook, Instagram e WhatsApp. E i followers su Instagram di solito la maggior parte delle volte sono tuoi amici. Chissà a casa quanti diranno anziani, ma di cosa si andrà a parlare con i follower, cosa sia sta roba? Allora spiega in termini semplici anche a perché dobbiamo capire tutti, perché è il vostro mondo. Voi siete abituati, però c'è una parte che non è abituata, però vi guarda negli occhi e vi ascolta. Spiega questi messaggi, questi paroloni sempre più difficili da pronunciare. Allora, Instagram, follower, Maria Vergine. Instagram è un social diciamo un social dove metti le foto, dove puoi pubblicare foto o video. Nonni, ascoltate bene, poi le adoperate anche voi. Ed è famoso per lo più per l'uso dell'hashtag, che è praticamente... avanti, hashtag adesso. Che è praticamente non l'asterisco ma il cancelletto. Cancelletto. Esatto, hashtag cancelletto. No, il cancello di casa, giustamente Claudio, che non andate a chiudere il cancello di casa. Ci sono i followers, che sono quelli che ti seguono, e possono essere i tuoi amici o possono anche essere gente, non so, della tua città o della tua provincia. Ma anche degli strani. Qua ti voglio. Ovviamente su Instagram puoi utilizzare il tuo profilo, può essere pubblico, per esempio per chi è artista o per chi fa blogger, tipo... non so, pensando a Fedez, mi viene in mente la Chiara Ferragni, ok? Chissà perché, viene in mente lei, o se no puoi avere il profilo privato, dove sei tu ad accettare l'amicizia per sapere chi è questa persona, se la conosci, oppure rifiutarla. Questo è Instagram. Però la curiosità tende a far sì che tu vuoi conoscere questa persona che ti ha dato l'amicizia. Matteo, cosa vuoi dire? Sentendo anche le parole che ha detto Alessandra, condividi? Cioè che mondo è il vostro? Il mondo reale o il mondo virtuale ormai? Ormai è un mondo completamente virtuale. Cioè, non sempre è vero l'amico che ti segue. Per esempio, Instagram è un po' più sicuro di Facebook. Là ci sono tanti account fake, diciamo, li chiamiamo fake, che vuol dire falso, e là ti possono fregare alla grande, però condivido molto quello che ha detto Alessandra. Ecco, sentite, loro riescono a capire che c'è un qualcosa che non funziona, dottor Borsellino, nel senso che forse siamo troppo virtuali. Sì, allora,
con l'impatto, allora faccio un esempio, è come quando la civiltà prima dell'invenzione della ruota, la civiltà prima dell'invenzione della macchina a vapore. Evidentemente a un certo punto avvengono delle scoperte, nuove tecnologie che cambiano anche l'assetto relazionale, cioè come le persone si relazionano. Con l'introduzione delle nuove tecnologie i ragazzi evidentemente hanno meno un rapporto vis-à-vis, occhi negli occhi, dove non si sente l'odore, dove non si sente il battito cardiaco dell'altro, perché la relazione vis-à-vis implica questa cosa qua, e subentra l'aspetto della virtualità. Allora non possiamo permetterci come adulti di essere a favore o contro, è come se ci mettessimo, come dire, volessimo fermare un treno in movimento con le mani, no? Allora, quello che dico io è come possiamo aiutare questi ragazzi a utilizzare queste nuove tecnologie con spirito critico. Cioè, ma per far questo noi dobbiamo, come dire, generazione precedente, mettere a loro disposizione la nostra esperienza, Mirella, e fare in modo che dalla nostra esperienza loro ricavino degli elementi importanti e le riaggiustino nell'oggi, nella quotidianità del vivere oggi, perché mai come oggi, secondo me, è complessa la vita di un adolescente. Hanno fatto degli studi in Inghilterra, una famosa università, e hanno trovato un dato che per me è sconcertante. Sconcertante oppure che fa pensare tanto. Quello che un tempo un uomo del Medioevo o una donna del Medioevo riceveva in un'intera vita come peso comunicativo, cioè numero di informazioni che arrivavano a un uomo o una donna del Medioevo, a noi oggi arriva in una sola giornata. Pensate. Allora, il nostro cervello si è sicuramente modificato, come è diverso il loro cervello, come è diverso il loro sistema nervoso, perché stimolati come sono stati fin da piccolissimi al video, all'uso di queste tecnologie, voglio dire, hanno sviluppato delle capacità diverse. Allora dico, piuttosto che giudicarli, utilizzate, perché ricordiamoci una cosa, tutte le grandi campagne di prevenzione che hanno utilizzato lo slogan di vietare qualcosa hanno ottenuto l'effetto boomerang. Sono fallite. Sì, nel senso, Mirella, se tu dici a un adolescente questa cosa ti fa male, è vietata, e io adulto ti dico di non la fare, È la prima cosa che fa. perché la trasgressione è importante per lui. Allora, vediamo invece il nostro governatore come si rapporta con questi giovani che hanno inventato anche una canzone, Veneto imbruttito. Andiamo ad ascoltare. Nei giorni scorsi il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è arrabbiato un pochettino. Una turista venuta qua in provincia di Belluno se l'è presa pubblicamente con Rocca Pietore. Siete semplicemente indegni e indecenti. A 3 mesi dalla frana e devastazione pensate solo a prendere i soldi del parcheggio. L'ho sempre detto, voi altri veneti, pensate a Ciapaskei. Canyon chiuso e alberi sulle strade lasciati a ramengo. Popolazione di lazzaroni e assistenzialisti. Luogo comune sul Veneto, Cristian. Proprio esatto. Piegate la schiena a lavorare, che vivete di questo, e rendete il paradiso in cui state un inferno. Merde! No, secondo me era un francesismo, ho detto merde. Ah, vabbè, mi leso merde. Quindi noi abbiamo risposto con l'autoironia che caratterizza il Veneto e i veneti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una canzoncina così per sdrammatizzare l'argomento. Siamo venuti qua a Rocca Pietore. Oggi il Veneto imbruttito si trasforma nei Mon Amour. Christian, Andreas, guardate qua. La base è quella dell'italiano di Toto Cutugno, però l'abbiamo fatta nostra, vai. Da seme sistemare, Con la me pala in mano, Da seme lavorare. Scusate. Che danni qua ne abbiamo. Aspetta, Sindaco, salve. tutto boss Maria è prepotente, C'è in casa anche il nostro presidente. E anche il sindaco non riesce a capire perché la va in montagna e non al mare. sta regione è così splendente, E questo posto sta così ignorante, perché la gente non ha visto che in 3 mesi si cade assai paesi bellunesi.
signora è una poemia, sparare nave sulla terra mia, sabiendo mar. Eccola. L'aspetto a darne a mar. C'è il ritornello qua un pochino. La seme sistemare, con la pala in mano. La seme sistemare, la metterà piano piano. La seme lavorare, lo faccio con amore, perché son del posto. Go e Veneto nel cuore. Col Veneto. Senza voce, ragazzi. Vai con la stampa. Ti pensa, aspetta che risponda, a se venuto fuori una onda. Quella disgrazia che si è capita, Mancava solo sta polemica qua. questi si sa preparare. Per cui smettiamolo sto battibecco. La vegna qua che bevemo un prosecco. Parlate di Lazzaroni che se no girano i maroni. Vediamo a Rocca Pietore, Pietore. saluti del governatore, se no viene mia. La staga pura. Staga sul casa sua. E i bellunesi sono stati bravissimi, degli eroi autentici. Voglio solo ricordarvi che c'è 28.000 ettari del bosco che non c'è più, circa 14 milioni di tronchi. Se qualcuno vuole un tronco si faccia vivo. E anche la signora, mi raccomando. Un tronco anche per lei. Don David, abbiamo sorriso perché sì. era simpatico questa, Sì. come questa critica, anche diciamo molto forte e violenta, farla diventare anche allegra, perché questo sanno fare i giovani. Certo, è vero, è vero. Io stando insieme ai giovani di solito rido anch'io, sorrido, mi torno a sorridere perché hanno una certa ironia, hanno una certa, anche il modo di prenderti in giro senza, e anche sempre direi, sempre rispettoso. Oddio, delle volte si anche un fia esagerati, diciamo, però insomma basta fargli capire chi ha di fronte e ora... Brava, e torniamo sempre al solito sempre là. discorso, perché io devo dire, con me scherzano, si permettono, eccetera, però io non ho mai trovato finora forse degli adulti che sono stati un po' troppo, diciamo, esagerati o magari anche offensivi, ma dei ragazzi, dei giovani nei miei confronti, almeno pubblicamente e direttamente a me, offensivi no, ci scherzano magari sulla mia calvizie, eccetera, però veramente in maniera bella, cioè questo spirito, questa ironia che hanno insita è davvero forse segno anche della spensieratezza, meno preoccupazione di noi, meno... Però volevo tornare su quell'argomento che, diciamo, sull'uso corretto, no? E io sono d'accordo con il dottor Borsellino, perché fermare l'avanzare della tecnologia, degli studi, le conquiste tecniche non è possibile e sarebbe anche forse un po', come dire, anacronistico, sarebbe da stupidi, insomma. Però ecco, noi dobbiamo puntare a aiutare i nostri ragazzi a considerare questi strumenti utilissimi, necessari, tutto quello che vogliamo, però anche continuare a chiamarli strumenti e non sentimenti. E in alcune occasioni anche i sentimenti, attraverso questi strumenti, poco c'entrano. Mi spiego. Io posso essere veramente in collegamento con uno che in questo momento si trova in Giappone, dall'altra parte del mondo, già col mio telefonino in una frazione di secondo ho mandato una comunicazione, una mail, ho mandato qualsiasi cosa, oppure la ricevo. Però, cos'è che ci fa persone? Quello che portiamo nel cuore, i sentimenti, e questi possono anche usufruire di uno strumento tecnologico, però c'è bisogno di qualcos'altro. Cioè, la relazione che io ho con quella che è la mia ragazza o il mio ragazzo nei confronti e viceversa, e la relazione che ho con il mio collega di lavoro che è in Giappone, effettivamente, perché oggi è così, non siamo più nel Medioevo. È diverso però. È in Giappone. È diverso. È diverso. Mamma Claudia, cosa vuoi rispondere a Don David? Perché ha ragione questo Don David. strumento, però questo strumento anche distrugge Sì. il dialogo, distrugge le parole. Bisogna insegnare ai giovani, ma anche agli adulti,
il vero utilizzo di questo strumento. Questo strumento è importantissimo. Anche io ho imparato a usare internet da solo, ho visto che c'è stata un'agevolazione a livello di ditte, di personale e tutto, però bisogna insegnargli il momento in cui devono fermarsi, andare a parlare con gli altri suoi coetanei, i propri vis-à-vis. Ormai sti ragazzi, a forza di usare il cellulare e messaggiare, non sanno neanche più scrivere, non sanno neanche più parlare. Io vedo che si trovano tra di loro, anche in centro, qualsiasi posto, stanno tra di loro, ma tutti 3-4 persone, quello che sono, guardano il cellulare, non parlano tra di loro. Questa è la gravità della situazione. Condividi, Alessandra, quello che sta dicendo Claudia? In parte, perché ovviamente dipende anche da personalità a personalità, però la maggior parte sì, è vero, nel senso quando si esce con gli amici eccetera si ha sempre il cellulare sotto mano. Matteo, è vero che adoperate il cellulare e parlate pochissimo? Beh, questo è vero. Tante volte esco con alcuni miei amici, invece di parlare sempre, qualche volta usano troppo spesso i telefoni. E io, cioè, non è che lo uso tantissimo, lo uso per le mie cose, per fare, non so, anche ricerche, per mandare i messaggi, queste cose qua. Ma la tua passione è un'altra, non è il telefonino. Tu hai una passione, come giustamente il dottor Borsellino prima faceva notare. Voi non cadrete mai nella banalità del telefonino usato chissà perché, perché avete una passione. Cosa manca, dottor Borsellino, a questi ragazzi? Proprio aiutarli ad appassionarsi a un qualcosa. Viene in mente un titolo, l'epoca delle passioni tristi, no? Cioè nel senso che io penso che il loro sistema immunitario, il sistema immunitario dei ragazzi, perché poi alla fine questo come facciamo in modo che i nostri figli sviluppino un sistema immunitario contro i germi, i batteri, dovremmo aiutarli a sviluppare un sistema immunitario, cioè la capacità di autodifendersi da tutto quello che nel mondo può essere nocivo, no? E secondo me un ottimo modo per sviluppare il sistema immunitario è appassionarsi e studiare qualcosa che a loro piace, per esempio lui con la tromba, lei con la voce. Questi sono ragazzi che secondo me studiano dalle 5 alle 6 ore al giorno perché questa è la loro passione e hanno secondo me poco tempo di fare altro, e allora ci dovremmo chiedere perché la nostra generazione non riesce a far crescere, a far nascere delle passioni. E qua voglio essere critico perché per esempio la scuola non fa avvicinare i ragazzi nella giusta dimensione alla conoscenza. Purtroppo però la scuola secondo lei ha un po' di colpa? Questa scuola? La scuola è fatta da esseri umani, gli insegnanti sono esseri umani e come tutti gli esseri umani ce ne sono di un tipo e di un altro tipo. Ci sono insegnanti, anche miei amici, a cui darei una medaglia, insomma, sul valor civile. Ci sono insegnanti che francamente avrebbero bisogno di essere curati, quantomeno, insomma, no? Cioè curati nel senso che proprio stanno male. Poi la passione, mi viene da dire, non è paradossalmente, cioè, a come si pensa generalmente, non è contraria alla disciplina. La passione ti genera e ti fa scegliere la disciplina, perché Alessandra, se comincia a trascurare la sua gola, le sue corde vocali, si fuma due pacchetti di sigarette al giorno, comincia a rovina la sua passione. Lui ugualmente, cioè la sua passione, lo studiare lo strumento, lo porta ad una disciplina, a delle regole, e torniamo a delle regole, certo. Che questi ragazzi hanno bisogno di regole, ma è l'adulto che deve mettere queste regole, è la famiglia. Scelte condivise insieme anche. Io ho l'esperienza di una famiglia, amica proprio, loro si sono dati una regola per salvaguardarsi da questa comunicazione, cioè no, mamma sono qui col cellulare, mamma sono lì, devo fare questo tutto col cellulare. Si sono dati una scelta con i loro figli e fin da subito, quindi quando erano piccoli in una determinata maniera, poi quando sono diventati adolescenti in un'altra forma, però insieme allora, si sono dati delle regole, dire ci sono dei momenti nella nostra famiglia nei quali questi strumenti li lasciamo da parte e c'è un momento di confronto a tavola,
la domenica, al tavolo almeno due volte la settimana alla sera per cena, ci sono dati cose e a queste restano fedeli. Poi tutti tornano a usare il cellulare, tornano a usare gli strumenti, ma secondo me si torna con una coscienza diversa dopo. Dottor Borsellino, non voglio neanche nominare quella discoteca che ha fatto tutti quei morti, questo cantante che secondo me non sarebbe mai arrivato, queste canzoni violente proprio nei testi e questi genitori che non riescono a dire no. Abbiamo visto questa mamma che è morta perché non è riuscita a dire no a sua figlia, andare ad ascoltare questo cantante, queste canzoni terribili a mio avviso. Secondo lei perché il genitore non riesce a dire no a un ragazzino, una bambina di 11-12 anni, quando sa benissimo che quella cosa non va assolutamente bene? Beh, su questo sono molto duro, Mirella, perché penso che oggi i genitori siano caduti tutti nella sindrome dell'uomo politico, no? L'uomo politico che dice delle cose per catturare voti, insomma, no? Ecco, oggi i genitori pensano di voler ottenere il voto dei loro figli, no? Devono essere tutti, come dire, comprensivi, affettivi, vicini ai figli. Invece, come dire, oggi dobbiamo documentare il fallimento di una cultura troppo permissiva, educativa. Sentite a casa cosa sta dicendo il dottor Borsellino. È proprio il fallimento, Mirella, cioè nel senso che il cambiamento epocale che c'è stato, io lo dico spesso, tra famiglia etica. Io sono cresciuto in una famiglia etica dove le regole, la buona educazione, fare il tuo dovere era fondamentale. E poi c'era anche l'affettività, poca, ma c'era anche quella lì. A un certo punto si sono invertite le cose, le famiglie sono diventate tutte affettive, occhio al trauma, se gli dico di no resta traumatizzato il bambino. Sono amica di mio figlio, sono amico di mio figlio, non mi chiama papà, non mi chiama mamma perché non si usa più, voglio chiamare, ma non è il nome, è la qualità del rapporto. Sì, anche perché facendo così, Mirella, cioè abbassando tutti i livelli, smussando tutti gli angoli, abbiamo abbassato anche la loro capacità a gestire la frustrazione. E io penso che un individuo oggi è un individuo forte, è un individuo che sa gestire la frustrazione. Cioè, allora, visto che parliamo di frustrazione, andiamo a vedere l'assegno di questa settimana che è di un uomo frustrato, e se non c'eravamo noi cosa faceva? Andiamo a vedere. Siamo all'interno del comune di Noventa Padovana. Stiamo entrando dal sindaco dottor Luigi Bisatto. Suoniamo. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie, buongiorno. C'è una conoscenza, sindaco comune? Buongiorno Turato. Buongiorno. Signor sindaco, allora noi siamo qui per aiutare il signor Turato, lei mi ha chiamato, ci siamo sentiti telefonicamente perché appunto c'era questa emergenza di rimettere in piedi questa persona che ha trovato un lavoro, ma non qui a Noventa ma in un altro paese, perciò ci sarà un trasloco e ci vogliono soldi. Ha chiesto il nostro aiuto e noi siamo qua. Cosa vuole dire, sindaco? Niente che, come dire, innanzitutto ringrazio per la disponibilità dei telespettatori di Rete Veneta che si sono prestati attraverso la sua figura nell'intervenire in moltissimi casi sociali e so la tanta opere di bene che fate in giro per il Veneto. Che tocchi anche un po' il mio territorio, nello specifico il signor Turato, mi fa solo che piacere, spero che questo sia, come dire, la possibilità che gli diamo di ripartire. Ecco, questo è importante. Allora, Turato, cosa è successo? Allora, tu eri senza lavoro da quanti anni? Da 2 anni. E cosa facevi? Impianti elettrici. No. Poi finalmente una luce. È arrivato un lavoro. Sì. Dove? Tramite il sindaco, tramite il comune, che poi per problemi è dovuto lasciar perdere. Adesso abbiamo trovato lavoro al nostro paese. Dove? A Valdagno. Dobbiamo spostarci là, perché là è l'unico posto che io ho trovato qualcosa da fare. Che lavoro hai trovato? Vado a fare giardinaggio e dentro alla Grisò
di Valdagno. E tua moglie? Mia moglie sta facendo il concorso notarile, in attesa anche lei di una risposta di lavoro. Perciò ci volevano i soldi per questo trasloco, cambio di residenza. Per spostarci tutto quanto, fare tutto quanto il trasloco, che è un bel po' di strada da fare. Quando partire da zero. Sì, ma quando una persona come te si vede all'improvviso questa luce nel tunnel, perché è il lavoro che dà la luce, però non ce la fai perché non hai i soldi per poter iniziare a lavorare. Quanto importante è l'ascolto dell'amministratore, specialmente del sindaco? Tantissimo, è una cosa molto importante del sindaco, che ci ha sempre cercato di aiutarci in tutto, ci è sempre venuto incontro in tutto, l'ho sempre ringraziato, sempre lo ringrazierò, anche se mi sposterò dal paese verrò sempre a salutarlo, è stata una persona squisitissima, non ho nulla da dire, anzi ha fatto il possibile, ci ha cercato di aiutarci in tutto. Bene, allora la grande famiglia di Rete Veneta ti dà un'altra possibilità, certamente questi soldi che ti daremo, questo assegno sarà monitorato dal sindaco che si è preso l'impegno, perché il rispetto di questi soldi è grandissimo, perché è giusto, sono soldi anche di anziani che si privano di qualcosa per aiutare gli altri, perciò tu sai che dovrai tutto quanto l'importo essere monitorato e portare tutte le pezze giustificative, mi sembra anche corretto, al sindaco. Cosa dice il sindaco di questa iniziativa? Assolutamente sì, anche che ci sia una certificazione di quelle che sono state le spese sostenute, anche per rispetto nei confronti delle associazioni del mio territorio che in qualche misura per il tramite del comune, dei servizi sociali, hanno aiutato in precedenza la famiglia, quindi anche nei riguardi loro il fatto che sia rendicontato, che ci sia una trasparenza è utilissimo, auguro il meglio a loro e a tutte le famiglie in genere. Perciò ancora una volta si vuole dimostrare che bisogna fare squadra, pubblico-privato. Assolutamente sì, io penso che soprattutto bisogna ripartire da quelle consuetudini storiche dell'aiuto di prossimità, con di fianco però anche una seconda gamba che potrebbe essere il pubblico, i servizi sociali, però tutti assieme si può scavallare il problema, uscire dal tunnel. Allora questo è l'assegno che io ti consegno da parte della grande famiglia di Rete Veneta, devi assolutamente rimetterti in piedi, giustamente avrai un tutor che sarà il sindaco di Noventa Padovana, che ringrazio perché hanno bisogno di un tutor, perché i soldi delle volte prendono vie strane e noi invece dobbiamo monitorarli. Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Ringrazio moltissimo la grande famiglia di Rete Veneta per l'aiuto per la seconda volta che mi aiutate, ringrazio molto e non so più cos'altro dire. Basta, non devi dire niente altro, l'importante è comportarsi bene e avere rispetto per questi soldi. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? L'augurio che sia una ripartenza vera e quindi che si profili un futuro roseo per la famiglia, per gli affetti che sono più cari. Hai figli, bambini? Una bambina, appunto. Allora la salutiamo. Certo, Carlotta, la saluto tanto quanto, perché è a casa oggi. Avete capito il perché? Perché c'è anche un minore e dobbiamo tutelare assolutamente il minore. Ciao grande famiglia, alla prossima volta. Ciao grande famiglia, grazie anche questa settimana che siamo riusciti a portare questo contributo, perché tutti parla, Don David, tutti bravi, ma alla fine i soldi tiriamo fuori sempre noi altri. Cioè gira e rigira, a Mirella parte con sta borsa e dà questi assegni, perché per rimettere in piedi, anche se trovi un lavoro, non è così semplice. Io mi domando se qualcuno deve ancora capire cos'è il reddito di cittadinanza per certe persone, che se non arrivano dei soldi, questi qua che fine fanno? Perché il sindaco giustamente ha detto io fin là arrivo, poi non posso più. Ne ho tantissimi, perché tutti i comuni sono pieni di persone, penso poi di sentire anche Claudia Tronchi, che è consigliera comunale, che hanno bisogno di essere aiutate, perché con le pensioni e gli stipendi che abbiamo non ce la fanno, con la perdita di lavoro di migliaia di famiglie nostre, venete, che hanno chiuso fabbriche, continuano a chiudere fabbriche e non riescono a collocarsi. Claudia, allora poi passiamo anche da Don David, ma soprattutto tu, come consigliere comunale, vivi queste situazioni? Sì. Che a Don David naturalmente neanche a domandare. L'ordine del giorno è lo stesso anche a livello comunale amministrativo, ci sono delle situazioni che purtroppo sono difficili da gestire, sicuramente noi faremo il possibile, però come dicevi tu Mirella, ci sono anche tutti questi veneti schiacciati dalla crisi che
non ce la fanno, se non arriva l'aiuto veramente non ce concreto, la fanno e vanno in depressione. Poi ci sono altre malattie causate appunto dalla perdita del lavoro, oppure addirittura il suicidio. E poi ne parleremo ampiamente. Don David, allora lei cosa dice vedendo queste immagini di queste persone che veramente non ce la fanno senza soldi? Inutile il lavoro, ho capito, però ci vuole la macchina. La macchina costa, con cosa vai a lavorare? Abbiamo delle infrastrutture che non è che ci permettono di raggiungere i posti di lavoro facilmente, perciò la macchina diventa essenziale, un mezzo di trasporto utile, ma questi perdono la macchina, perdono la patente, perde tutto, perché se non trovano un lavoro un po' alla volta si perde perché mancano i soldi. Certo, paradossalmente a livello generale mi viene da dire no, rispetto a quello che poteva essere la nostra situazione di 40 anni fa, abbiamo monetizzato tutto e improvvisamente quando viene a mancare la moneta decade anche tutto, no? Effettivamente una volta non era così monetizzato tutto, quindi la sussistenza, anche se tu non avevi un lavoro o comunque c'era magari uno che lavorava nella famiglia, la moglie non lavorava, un'altra situazione. Ovviamente non si può sempre guardare indietro, bisogna guardare al presente. Però c'è oggi. sempre stata solidarietà, anche c'è sempre volta, stata solidarietà, sempre. e sono qui a testimoniarlo perché nel mio piccolo, nella mia realtà pastorale, per esempio la parrocchia di San Biagio assiste più o meno, per quello che riusciamo attraverso i nostri volontari, la nostra Caritas parrocchiale a livello proprio di territorio, grazie anche alla collaborazione, e prendo l'esempio appunto di Noventa Padovana, la collaborazione anche con la nostra amministrazione comunale, insieme riusciamo a far fronte, ad aiutare circa 25 famiglie, almeno per quello che è il fabbisogno alimentare, sto parlando. Ovviamente dopo altri servizi di trasporto, di altre cose, magari ci sono anche altre associazioni dentro il nostro territorio comunale, ma per quel che riguarda il bene, chiamiamolo di prima necessità, la fame, lo diciamo così, no? Il bisogno di sfamarsi, un bisogno fondamentale, primario, riusciamo ad aiutare, e questo sono qui a testimoniarlo, perché magari poi direttamente non sono neanche io faccio solo da testimone, ma io posso dare un plauso veramente ai tanti volontari che abbiamo nelle nostre comunità, anche ancora ci sono, come voi riuscite ancora a consegnare degli assegni a delle situazioni di emergenza, così nel nostro piccolo, nelle nostre piccole comunità parrocchiali ancora riusciamo a avere a sostenere, a venire incontro a queste esigenze primarie, perché c'è tanto ancora volontariato, buona volontà. Sì, dottor Borsellino, quando arrivano da voi, che sono distrutti, perché quando uno ha bisogno di essere curato vuol dire che il suo cervello non ce la fa più da solo, e ben vengano questi aiuti, ma cosa porta alla disperazione? Anche a perdere, anche pensiamo a tutti quei truffati dalle banche. Ha chiamato una signora ieri mattina e ha detto io mi sto curando, io sono andata fuori di testa, non vedere più i miei risparmi, la mia vecchiaia interrotta all'improvviso, la mattina non avevo più niente. Questa delle banche in Veneto è stata una tragedia, secondo me, un po' trascurata, nel senso che stiamo parlando di famiglie che come delle formichine accumulavano dei risparmi, come dire, in attesa magari di tempi non belli, oppure per far studiare i figli, oppure per avere quella somma che ti consente, se hai una malattia, qualcosa, di curarti meglio, eccetera, eccetera. È stata molto trascurata, perché il denaro ha un senso monetario sì, ma anche un senso di sicurezza psicologica, voglio dire. Voglio vedere qualcuno di noi andare in giro senza un euro, a prescindere se poi tu quell'euro lo spendi o meno, ma il non fatto averlo, che non ce l'hai, sì. Già questo, come dal punto di vista psicologico, ti crea una dimensione che è altro che stressogena. Però volevo dire una cosa prima, Mirella, perché come Rete Veneta, secondo me, e questo va detto, state realizzando una cosa che nella cultura, nelle società nord europee chiamano welfare temporalizzato. Cos'è il welfare temporalizzato? Che 1.000 euro non sono 1.000 euro, a volte 1.000 euro per una famiglia in quel preciso momento è come se fossero 10.000 in altri momenti, perché quelli ti servono. E a prescindere dal fatto che lavoro nei servizi, quindi mai mi sognerei di parlare male dei servizi, ma spesso nei servizi, per poter erogare delle risorse, Mirella,
e giustamente perché sia tutto valutato, si svolga secondo il principio, come dire, che tutto deve essere erogato secondo una certificazione, lungo termine. I tempi come dire, si allungano. Il welfare temporalizzato è arrivare lì, dire tu hai bisogno di questa cosa in questo momento, senza la quale la pena è che sprofondi, ecco, quello è welfare temporalizzato. E allora noi adesso guardiamo il punto di Leopoldo Botero, sempre disagio giovanile, parliamone. Buonasera. È ovvio che se uno vuole fare il medico fa un corso di scuola lunghissimo, poi fa qualche anno di praticantato e poi alla fine può fare l'apprendista. Ma anche se uno vuole guidare un motorino deve fare un esame, avere un documento o una patente. Per fare il genitore non serve. È così. Forse il mestiere più difficile che esista, non serve nessuna abilitazione. La società cerca di darsi dei servizi che diano una mano, però continuiamo ad avere dei ragazzi che hanno dei problemi o che creano dei problemi. Qua la responsabilità va divisa a 3, genitori, scuola e ragazzi, ma anche i ragazzi hanno la loro colpa, cioè tendiamo sempre ad assolvere. Quando uno crea problemi sarà colpa dell'ambiente, sarà colpa dei genitori, ma sarà anche colpa sua. Cosa possiamo fare? Certo c'è un'età nella quale i ragazzi non c'è niente da fare, si mettono in qualche maniera tanto o poco nei guai. Quello che possiamo fare come genitori è stare più vicini, sapere, conoscere, anche quando sfuggono i ragazzi bisogna stare più vicini. Anche la scuola, anche lì i professori ce ne sono di tutti i tipi e capiamoci, non è un lavoro facile, ma non è neanche obbligatorio fare il professore e tutti insieme probabilmente riusciamo a migliorare. Poi certo la società, ma credetemi, anche i ragazzi hanno le loro responsabilità e qualche volta chi sbaglia deve pagare. E allora risponde a Leopoldo Botero il preside Antonio Carpiarin. Andiamo? I genitori che aggrediscono questi professori hanno un disagio interiore forte, vivono una realtà che è sottosviluppata. Chi sono questi genitori che aggrediscono? Lei ne ha visto più di qualcuno, immagino. Sì, no, l'aggressione verbale, fisica finora no, spero di non vederla mai, però verbale è diciamo abbastanza consueta, per cui come dicevo all'inizio il disagio è degli adulti, il mondo degli adulti che non accettano le cose come stanno, per cui ai genitori faccio tanti esempi pratici, dalla cucina alla vita di tutti i giorni. Quindi i genitori dicono, quando vengono a parlare, mio figlio potrebbe fare, dovrebbe, guardi, se io compro un TomTom per fare il navigatore, ecco, lo prendo e lo imposto Treviso-Napoli, fra 50 km lui mi dice, la solita vocina bella metallica, mi dice fra 10 minuti siete arrivati. Io il prima piazzola sull'autostrada prendo il TomTom, lo butto via. E questi sono gli insegnanti, i genitori che vorrebbero, o gli adulti, che gli dicessero le cose che gli piacciono. Ma quando gli dice un ragazzo tu sei arrivato ancora a Rovigo, mancano ancora 800 km per Napoli, non gli sto dicendo una fesseria, non sto neanche dicendo sei un cretino, su hai sbagliato tutto, sto dicendo dov'è. E quindi questa l'onestà del dirglielo provoca la reazione, perché come non siamo già arrivati, non ci sono veloci i treni, non sono veloci gli aerei, vabbè, ma noi stiamo andando con la velocità di un umano e quindi bisogna accettare le maturazioni secondo il regno di madre natura che spesso non consideriamo. Oppure gli faccio i soliti esempi col cibo. Una volta si mangiava il sugo, veniva messo il sugo alla mattina preso, si coltivava per tutta la giornata, adesso non c'è il tempo per farlo, quindi bisogna prendere i fatti, bisogna prendere tutto pronto, bisogna usare la famosa pentola a pressione che fa tutto veloce. Ma la natura non è velocità, ha i suoi tempi e noi vogliamo assolutamente scardinare questi tempi e ci sentiamo sempre inadeguati e quindi ci arrabbiamo, ci reagiamo in modo inconsulto a questa impossibilità o a questa impotenza. La politica delle volte si scaglia contro la scuola, certa politica.
La scuola non è adatta, non va bene quello che si insegna, il metodo è sbagliato. Secondo lei la politica deve entrare nelle scuole? Beh, il fatto che uno faccia scuola è di per sé il fatto di esistere e fare politica in ogni caso. La politica partitica, diciamo, ecco, la politica partitica dovrebbe a volte essere più cosciente di quello che si fa a scuola e dopo si può anche criticare, mentre a volte si critica sulla forma, sulle procedure senza conoscere la realtà. A volte io dico agli insegnanti, se un ragazzo non ci arriva a fare 14 teoremi, ne può fare anche 13, purché arriva cosciente di essere un cittadino che rispetta le regole. Allora, Claudia Tronchini, visto che lei poi ci lascerà, perché ha un impegno, fa solo la prima parte, cosa risponde al preside che dice i genitori, ma soprattutto la pentola a pressione, perché con quella in poco tempo riesce a far tutto, però può anche scoppiare. Cosa dici? Io dico che purtroppo viviamo in un'epoca frenetica, tutto di fretta, però alcune volte noi genitori ci dobbiamo fermare, rallentare il nostro ritmo e ascoltare i bisogni dei nostri ragazzi, perché ha ragione il preside. Secondo me l'educazione dei nostri figli va parallela sia con noi genitori, con gli insegnanti e anche la fede, tante volte la fede mi ha salvato in tante situazioni. Insomma, siamo due mondi paralleli che dobbiamo andare via insieme, perché un conto è l'educazione dei genitori e un conto è l'educazione della scuola. Tante volte anche noi genitori ci dobbiamo frenare davanti a questi professori e rispettarli. Ultimamente tanti genitori forse vogliono troppo bene i loro figli e sono dei genitori chioccia, si può dire così. Troppo bene danneggia. Brava, brava. E allora ognuno i propri paletti, si può dire, e quindi per convivere anche bene tutti insieme. Allora, quello che veramente noi invece vogliamo anche capire è cosa sta succedendo a questi ragazzi, perché Don David il problema è grande. I genitori pensano di essere dalla parte del giusto, poi invece ci ritroviamo che, come dice giustamente il dottor Borsellino, sono dalla parte sbagliata. Secondo lei la via giusta quale sarebbe? Il compromesso che lei come parroco, come prete si sente di chiedere e di dire? Ma il compromesso, io partirei da, prima è stato parlato di frustrazione e integrazione anche dello scacco, chiamiamolo così, no, nella vita. E questo secondo me è un aspetto che dobbiamo recuperare, ma ne cito uno, ma probabilmente se mi fermassi un attimo ne emergerebbero molti altri. Noi dove abbiamo imparato? Io dove ho imparato che cos'è un vero amico? Quando ho preso le cantonate. Quando ho preso le cantonate anche, cioè quando ho visto dei bei gesti di amicizia, quelli sani, cioè che dici questa persona c'è davvero per me, è accanto a me. Mi sa anche rimproverare l'amico se sbaglio. Il suo consiglio è vero, se mi deve dire no, non farlo, me lo dice, ecco. Però anche le cantonate ti aiutano a far questo, no? Quando pensavi che fosse e poi rimani. Allora, ecco, il non proteggere eccessivamente, lasciare anche che si sbagli. Io credo che, e sono d'accordo con il preside di prima, se non sono 14, sono 13 teoremi, va bene lo stesso, forse non sarà tagliato per quella materia, capiremo che non è, però che ci sia una persona che cresce, quindi davvero sì, a me non interessa, e lo dico spesso anche ai nostri genitori, che il vostro dialogo si fermi semplicemente come è andato a scuola, bene, la pagella cos'è? Bene, sono quasi tutti 8, benissimo. Quanti casi sono successi, Mirella? Il giorno dopo questo si è buttato sotto il treno, scusate la brutalità dell'espressione. Che poi vedremo in effetti la brutalità cosa dell'espressione. succede. E poi il commento qual è? Un bravo ragazzo, a scuola anche andava bene, eccetera. E allora che cosa c'è? Ma anche i genitori di quel ragazzo che ha fatto il tentativo Io credo di che la stupro scuola oggi ha detto mio figlio è un bravo ragazzo, neanche di fronte all'evidenza il genitore non ha coraggio di dire mio figlio non lo conoscevo, guardate cosa fa, la prima parola fermiamoci a bravo riflettere, ragazzo. che cos'è un 4 nella scala da 1 a 10 scolastica, che cos'è un 4 di fronte alla vita? Che cos'è? Io credo che qualsiasi insegnante sia disposto a dire un incidente di percorso lo considero tale, ma parliamone, dimostriamone
se volete, la mia carriera scolastica, insomma, Forse alcune volte è successo, ma sì, è successo anche, ho capito, ho fatto veramente scuola di vita in quell'occasione lì e ne sono sempre uscito tranquillamente, insomma, dalla scuola, anche bene, tutto sommato mi piaceva studiare, però anch'io ho preso le mie cantonate, le mie... Allora noi chiudiamo la prima parte col prossimo servizio e poi ci rivediamo. Andiamo a vedere il prossimo servizio. Professore, un'altra cosa, questi ragazzi sono visti sempre male, nei vari giornali, nelle televisioni vediamo sempre il bullo, quello che si comporta male, però c'è una realtà diversa dove io la vedo, che è la catena di solidarietà dei giovani. Io vedo anche nelle residenze per gli anziani, quando lei anche con la sua scuola arriva, avete fatto delle cose bellissime, dei ritratti bellissimi, questi giovani proprio si rapportano con l'anziano in maniera educata, sono molto attenti, ascoltano, vuol dire che i ragazzi sono bravi, c'è qualcosa che non riesco a collegare col buono e il cattivo ragazzo. Ecco, io direi che è anche colpa dei mezzi di informazione che esaltano sempre il cattivo e non esaltano il buono. Io vedo anche qua quando qualcuno ha imbrattato la scuola, la mattina appena entrati la totalità dei ragazzi, quasi tutta insomma, si è schierata contro sta roba qua e ha cercato di trovare una soluzione subito. Per cui diciamo che il mondo dei ragazzi è un mondo di persone buone e soprattutto che meritano più rispetto. Ecco, quello, gli manchiamo un po' di rispetto quando li consideriamo tutti così. È chiaro che una volta succedevano lo stesso queste cose di bullismo, ricordiamo quello che succedeva nelle caserme, insomma, ecco, però non aveva questo riverbero che ha adesso col cellulare, i telefonini, internet, eccetera, sembra che il mondo sia scoppiato. In realtà è diventato più esplicito il tutto, da un lato, e dall'altro, se uno viene esaltato per un'azione negativa, si può correre il rischio di stimolare e istigare altri a farlo per diventare famosi. A Venezia cosa è successo appunto con questi ragazzi? Scuola dell'arte, poi frequentavano anche una ragazza, c'era, perciò non c'è femminile, maschile, ma è tutto uguale. Cosa sta succedendo? Perché questa violenza contro anche il loro patrimonio? Io una partita di calcio mi rovinano una fontana, vanno da un'altra parte e mi rovinano il Ponte Vecchio. Ma questi sono adulti che l'hanno fatto, non sono ragazzi, perché ce l'abbiamo qui i ragazzi? Ecco, gliel'abbiamo insegnato noi. Cioè l'esempio lei dice? L'esempio. Purtroppo quando io parlo anche con i collaboratori scolastici, loro quando sono dentro una scuola sono sempre comunque degli esempi, ma sono sempre comunque degli esempi anche quando vanno fuori da scuola. Cioè devono essere sempre tener conto che il ragazzo ci sta guardando, sembra di no, sembrano distratti, mentre controllano tutto quello che facciamo e di conseguenza loro si comportano per evitare di essere considerati diversi, perché se uno è tranquillo, se sta male, la risposta è invece uno magari tranquillo, e allora bisogna fare i cattivi a tutti i costi. Bisogna fare i cattivi. Matteo, tu ci lascerai? Ci chiudi questa prima parte con un altro brano. Cosa hai scelto di brano? Ho scelto Evocation di Armando Ghidoni. E allora vai con la tua bellissima tromba, bravissimo, e sentiamo Matteo. Matteo che ci lascia, mi raccomando non cambiate canale, rimanete con noi, ciao, a tra pochissimo.